Bentrovati, oggi parliamo di margotta. La margotta, assieme alla propagine e alla talea, è il sistema più sicuro per ottenere piante che abbiano le stesse caratteristiche della pianta madre. Questa tecnica si adopera anche per nidificare piante con un tronco eccessivamente lungo o per piante che non abbiano un piede interessante. In pratica si riescono a formare delle radici dove servono al nostro progetto. Qui vediamo un acero con un tronco e cortecce interessanti, ma purtroppo con un piede non proprio bello. Margottando alla base tentiamo di ottenere delle radici che siano tutto attorno al tronco. Vediamo un po' come funziona questa tecnica. Sappiamo che le radici assorbono linfa grezza, la fanno arrivare fino alle foglie per mezzo di canali linfatici interni con l'effetto osmotico. Le foglie trasformano con la sintesi clorofilliana la linfa grezza in zuccheri e la distribuiscono a tutto l'albero per mezzo di canali linfatici esterni. In pratica la linfa sale attraverso l'alburno e discende attraverso il libro. Bene, allora interrompendo per mezzo di scortecciatura corteccia, libro e cambio, la linfa elaborata sollecita le gemme dormienti, che sono latenti in tutto l'albero, a differenziarsi in radici. Vedremo più avanti le varie fasi. Decidiamo adesso dove vogliamo le nostre radici, segnando dove scortecciare. Teniamo presente che l'anello di scortecciatura deve essere come la misura del tronco o poco più, con il taglio superiore ben netto e pulito. Con un coltellino ben affilato si incidono corteccia, libro e si raschia bene anche il cambio, che è una leggera pellicina, proprio quasi invisibile, ma è molto importante toglierla se vogliamo che spuntino le radici. Qui il nostro amico Morris, è suo l'albero, ci è andato giù di brutto, però il fine giustifica i mezzi. Si spolvera la parte scortecciata con ormoni radicanti senza esagerare, basta solo una piccola velatura. Si prepara in questo caso un contenitore per far crescere le radici e si posiziona attorno all'albero fissandolo bene in modo che non si muova per non rompere le radichette che spunteranno. Si riempie allora con torba o sfagno e si pressa per far aderire bene alla scortecciatura. Infine si bagna e nel futuro si tiene umido il composto senza mai far seccare completamente. Sì, questa è un'altra pianta che ho deciso di margottare perché la base era anche carina, ma dopo si aprivano questi due tronchi che non erano ingestibili, non si sapeva bene come lavorarli, allora ho deciso di fare la margotta. E sì, in questo caso vorrei anche salvare però la base, che non è male.
Ancora un altro esempio, anche qui si recupera la base e si ottiene anche la parte superiore. Dalla serie non si butta via niente, perché praticamente sarebbe dovuto eliminare la parte superiore per ripartire dalla base, ma dalla base si può ripartire lo stesso e si recupera una pianta. Allora, dopo il tempo necessario si disfa il contenitore e ottenute le radici si scelgono quelle che servono al nostro scopo e si invasa con il nuovo terriccio. In questo caso i 3 tronchi si scelgono le radici radiali, cioè quelle tutte sullo stesso piano, per poter ingrossare bene la base e partire a costruire la pianta. Questa è una breve tabellina per vedere quando e quali piante margottare. Queste sono alcune regole base per poter provare a ricavare delle piante che abbiano un buon potenziale, ma che soprattutto mantengano le caratteristiche della pianta madre. Io sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e consigli. A presto! Grazie all'amico Morris per le foto.